Del Nuovo Centrodestra ho sempre fatto presente che noi non abbiamo mai avuto disponibilità a cercare poltrone né tantomeno ad ottenere poltrone. Non siamo interessati alle poltrone, ma abbiamo pure detto che eravamo in presenza di una realtà politico-amministrativa molto confusa e ambigua. Chi semina vento raccoglie tempesta. Un governatore e un PD che assieme hanno pensato ad occupare potere, a criticare quello che hanno fatto gli altri per poi farlo ancora in maniera più negativa. Le ipocrisie, i clamori, l'antimafia di facciata sono questi temi che non ci hanno mai interessato. Noi siamo per capire come poter dare un contributo a questo dramma che la Sicilia vive, aggravato da questa crisi politico-istituzionale. Siamo in presenza di una situazione che ci fa sostanzialmente capire come c'è bisogno di risposte, perché non possiamo pensare di continuare a perdere le risorse che vengono dall'esterno e poi ci piangiamo addosso. Abbiamo perso 250 milioni, una prima tranche sul piano giovani da parte del piano di azione e coesione, abbiamo perso altri 118 milioni sulla parte che riguarda la formazione, abbiamo perso e rischiamo di perdere altre risorse sugli interventi sempre dell'occupazione fra virgolette. Allora qua davanti a una crisi di lavoro e da una crisi che i giovani disoccupati vivono ogni giorno, dall'altra parte perdiamo i soldi che ci vengono offerti. C'è il problema della programmazione dei fondi comunitari su cui c'è bisogno di dare un forte impulso. Noi abbiamo detto che siamo disponibili a capire come poter contribuire a questo. Ci sono delle riforme su cui bisogna lavorare e anche lì il nostro impegno c'è sempre stato e ci sarà, ma questo non significa avere una visione di potere. D'altronde con chi millanta, con chi straparla, con chi si dimostra inaffidabile, io ritengo che la migliore risposta è stare lontani.